Si parla del referendum, ovviamente, si parlerà di nazionale, però io credo che sotto sotto ai tifosi del Napoli interessi ancora l'argomento scudetto, visto l'andamento, insomma, della Serie A in queste ultime giornate. Possiamo con un po' di creatività fare dei discorsi logici, imponderabili, 3 motivi per crederci, 3 motivi per non crederci. Cominciamo. Un amico bellino mi ha scritto in privato con una curiosità che adesso condivido con voi. Le ultime 8 partite dell'Inter saranno contro le stesse 8 squadre che ha affrontato nelle ultime 8 giornate l'anno scorso, solo in ordine diverso, quindi un'altra curiosità, e mi dice quanti punti ha fatto il Milan in quelle partite. Non il Milan, l'Inter. Ecco perché io mi imbroglio. Sapete perché mi imbroglio? Perché c'è anche il Milan di mezzo. Questa è una delle prime differenze. Lasciate un like, please. Please, è una questione di cortesia. Io faccio i video, voi lasciate i like. Ognuno fa una cosa, ma voi lasciate anche i commenti. Vi iscrivete al canale e penso che un commento venga spontaneo da parte di chi ci crede, a prescindere, perché sognare non costa nulla, da parte in chi invece un po' più realista o pessimista dice no, non ci voglio mettere il pensiero perché poi ci rimango male. Io non sono un amante però delle tabelle, perché come vedete tu dove pensi di fare punti li perdi, dove invece magari non ci metti il pensiero riesci a far punti, e questo vale per tutte le squadre. Un Inter che affronta una Fiorentina che lotta per la retrocessione non riesce a vincere, dipende moltissimo dallo stato di forma, dal momento che i giocatori stanno vivendo. La testa fa tutta la differenza del mondo, quindi è difficile adesso fare, non è che è difficile, è abbastanza, è silly, è sciocco fare un discorso, ok, l'Inter nella 7ª giornata di queste 8 farà. Che ne sai? Che ne sai in che stato di forma stanno? Più che altro è sfizioso vedere delle cose per ragionare, per fare una chiacchiera. Questa è la situazione adesso. Io sono andato a rivedere anche la classifica di quel campionato dove si lottava a 3 squadre, Inter, Milan e Napoli, nel primo anno di Spalletti, e quella passa alla storia come un Inter che crolla e il Milan ne approfitta e il Napoli non regge. Però in quell'anno il Milan già era alla 30ª giornata, già aveva scavalcato, perché secondo me non è corretto analizzare o comunque fare delle ipotesi rispetto al campionato passato dove solo Inter e Napoli se la stavano giocando punto a punto. C'è una terza squadra di mezzo. Vedete, alla 30ª il Milan era a 66, il Napoli a 63 e l'Inter a 60. Alla 29ª sempre il Milan era avanti, alla 28ª sempre il Milan era avanti, alla 27ª c'era il Napoli a pari punti con il Milan, quindi dalla 28ª in poi il Milan si mette avanti e reggerà 31ª, 32ª, 33ª, eccetera eccetera eccetera. Inutile che vi faccio tutte le giornate. Partiamo da un presupposto: la prossima giornata ci dirà tante cose, perché ovviamente c'è un Napoli-Milan che stabilisce chi vuole essere milionario, nel senso chi vuole ambire a dare ancora fastidio, perché se poi esce un pareggio sono 2 punti persi da entrambe e l'Inter può approfittarne, ma l'Inter deve approfittarne contro la Roma, che è una squadra imprevedibile come tante altre in questo campionato. La Lazio è assolutamente imprevedibile, la Fiorentina è assolutamente imprevedibile, il Bologna è assolutamente imprevedibile, così come l'Atalanta, da quando è arrivato Palladini, è molto più tenace rispetto all'Atalanta di Juric. La Juventus può mai essere prevedibile, quindi è un calendario che è difficile anche stabilire. Queste sono partite facili, queste sono partite difficili. La Cremonese, per esempio, sarà una partita facile. E a Colombo non stai vedendo niente, non vedi niente, ok? Perché sarà già retrocessa oppure starà ancora lottando punto a punto per non retrocedere. È proprio sbagliato ci provo, ma non ci riesco concettualmente a dire col Parma è facile, forse col Pisa mi viene da dire che può essere più facile, ma le altre come fai a dire che con la Lazio è facile? Come fai a dire? È difficile. Oltretutto, se parliamo a livello proprio aritmetico, matematico e anche non calcistico, se l'Inter è davanti a noi di 7 punti
punti vuol dire che il Napoli, per scavalcarli, deve vincere 3 partite, e queste 3 partite che il Napoli vince, l'Inter deve perderne 2 e pareggiarne 1. Quindi il Napoli deve fare 3 vittorie consecutive, e dopodiché, nel momento in cui li hai scavalcati, devi mantenere lo stesso ritmo dell'Inter. Ecco perché è un pochino complicato quando stai in rincorsa. Io ho sentito Marotta dire: non è uno psicodramma, siamo sempre in vantaggio, 6 punti, siamo in vantaggio, calma, eccetera eccetera. Li vedo un pochino in affanno, e questo è uno dei motivi per cui si può votare sì rispetto allo scudetto. Non sono riferimenti al referendum, è solo un gioco di parole. Vi volevo portare quest'altro schemetto sfizioso, ed è un bel vedere, però dobbiamo tornare al secondo anno di Spalletti, quella squadra meravigliosa che insomma si impose sul campionato con grande forza, con grande gioco, e fece questo filotto di 11 vittorie consecutive, che resta un record assoluto nella storia del Napoli. Non ce ne sono molte di strisce così performanti, di vittorie senza. Poi all'interno delle partite, non tutte le partite furono facili, ma questo è il calcio. E quello stesso Napoli lì, una volta accumulato quel vantaggio, non seppe ripetere questi filotti. Il Napoli attuale adesso è già in 4 vittorie consecutive, quindi arrivare a fare per esempio quella cosa straordinaria che uno tiene in mente, dice no, adesso noi le vinciamo tutte, l'Inter perde qualche punto, significherebbe superare il record assoluto della storia del Napoli di 12 vittorie consecutive. Calcisticamente improbabile, però è anche possibile. I motivi per il no, poi così chiudiamo con i motivi per il sì, con un po' di speranza e positività. Allora, 7 punti sono tanti, come vi ho detto, servono degli incastri, perché io posso anche credere che l'Inter possa perdere ancora qualche punto per strada, però poi il Napoli non può permettersi di steccare nulla, anche un pareggio significa perdere contatto con quella che è la rincorsa, quindi 7 punti sono tanti. Secondo motivo per il no, per cui non crederci e non metterci il pensiero, c'è il Milan davanti, e questo verrà risolto nella prossima giornata. Capiamo se il Milan ci stacca, se invece resta uguale con un pareggio, oppure se li scavalchiamo. Essendoci il Milan davanti, tu non solo devi rincorrere l'Inter, ma devi anche scavalcare il Milan, e come abbiamo visto matematicamente l'Inter deve perdere 2 partite e pareggiarne 1, il Napoli deve vincerne 3 e continuare con questo andazzo. Il terzo motivo è una questione dello stato di forma. L'Inter è già in flessione, sono già in questo momento cotti. Esiste in tutti i campionati, da quando calcio è calcio, che ci sono dei momenti di flessione. E qual è la grande squadra? È la squadra che risolve i momenti di down in maniera in fretta e si riesce a riprendere. L'Inter in questo momento è nel suo momento di flessione. Il Napoli lo ha avuto precedentemente il momento di flessione, quindi è ipotizzabile, se l'Inter non crolla definitivamente, che l'Inter supera questo momento di flessione. C'è anche lo stacco, c'è questa pausa per le nazionali, di conseguenza tornano magari con una testa un po' più fresca e ricominciano a macinare quel gioco e quei filotti che l'Inter ha dimostrato di saper fare. Tra l'altro dovrebbe ritornare Lautaro, in questo momento lo li state sentendo, no? Che dice però senza Lautaro è difficile. Senza Lautaro è difficile. Noi abbiamo dovuto fare tutto un campionato senza De Bruyne, senza fare la lista di McTominay, perché la conosciamo. Invece noi in forma è anche plausibile, al di là di quelli che sono gli avversari, che là poi ogni tanto una partita pure casuale, c'è una palla che sbatte sul palo, fuori gioco, non chiamato, un fallo di mano di Pongracic, per dire Pongracic, perché adesso questa è la nuova polemica che stanno cavalcando lì. Insomma, queste sono le difficoltà. Passando invece al sì, alla positività, al crederci e al giocarci tutte le possibilità che abbiamo. Il primo motivo è: abbiamo Conte in panchina, e questo fa una differenza enorme, perché Conte, lo abbiamo sentito in quegli stralci anche durante il documentario, quando Conte poi si mette in testa che la cosa è possibile, perché lui fa un discorso chiaro con i suoi giocatori, dice noi non siamo pronti in questo momento, e li porta a crescere. Quando a un certo punto Conte vede l'obiettivo, lo vede possibile, lo comunica ai calciatori e i calciatori lo ascoltano. Questa è la storia di Conte, e quindi è capace che ti riesce a cacciare fuori delle cose anche nelle difficoltà, anche nelle battaglie quelle là incredibili, ti fa dare il 200%. Il secondo motivo per il sì, per crederci, è che sta tornando mezza squadra.
Ora, ce ne sono alcuni che ancora non sono tornati e altri che sono tornati non sono ancora al 100%, però è plausibile che il Napoli in questo momento sia in un buon periodo di forma, ma che possa migliorare questo periodo di forma, perché in questo momento noi stiamo raccogliendo questi risultati, però adesso è arrivato il primo clean sheet che non si vedeva dal Sassuolo da gennaio, quindi comunque un po' shaky, un po' tremolante la difesa. Col ritorno di tanta gente il Napoli potrebbe essere un po' più fresco mentalmente, perché sono giocatori che non hanno dovuto fare la rincorsa insieme agli altri, e quindi ti affidi ai De Bruyne, ti affidi agli Alisson Santos, al ritorno di Anghissà, anche se a mezzo servizio, quando torneranno gli altri. Il terzo motivo per il sì è che l'Inter è in grossa difficoltà, e quando una squadra come questa, che a volte si sente ingiocabile, perde delle certezze, e le hanno perse non solo con le grandi squadre, perché questo è il racconto di questo campionato, l'Inter domina con le piccole, poi quando si alza un po' il livello vanno in difficoltà. L'hanno perse qualche certezze anche con il Bodo, che non è considerata una grande squadra. Da lì un po' di terremoto anche interno. Sembra quasi che sai, poco. Allora, E quello che è stato tutto il racconto su Chivu è venuto un po' meno, e quindi la differenza tra un Conte e un Chivu si può far sentire. Il Milan, d'altra parte, ha un Allegri che si è sempre nascosto e ha sempre parlato solamente di Champions League. Non sappiamo onestamente se nel chiuso dello spogliatoio invece li gasa e ci crede anche lui, perché Allegri ha l'esperienza di campionati vinti anche consecutivamente. Però quello che è stato il difetto tra virgolette del Milan, che ha perso solo 3 partite, la migliore in Italia per questa statistica, è che pareggiano troppo. Vedete, ottimo aver perso solo 3 partite, però 9 pareggi significa che hai più o meno gli stessi punti del Napoli, che ne ha persi 6, ne ha pareggiate 5 e ne ha vinte una in più. Quindi ora tocca a voi. Ci saranno sicuramente altri motivi per crederci e potete lasciare il like, e anche altri motivi per non crederci. Io spero semplicemente che il Napoli possa continuare, perché è avvincente, non c'è niente di certo, e almeno è una chiusura di campionato che ti lascia la voglia di vedere le partite, di scoprire come andrà a finire. Ricordo quella sensazione, un po' un retrogusto amaro del primo anno di Spalletti, e questo vorrei scongiurarlo. Sarebbe importante accogliere un terzo, un secondo posto, anche il quarto se dovesse succedere qualcosa di imponderabile, con positività, perché ricordiamo la fine che abbiamo fatto post scudetto Spalletti e post scudetto Conte. Invece stiamo reggendo alla grande nonostante tutte le difficoltà, e abbiamo visto com'è facile anche per squadre blasonate perdere il contatto e scivolare e stare in grossa difficoltà. Basta guardare anche un po' i tifosi delle squadre avversarie. Roma in grande depressione, che non dice siamo fuori, non c'è niente da fare, siamo fuori. Dopodiché la Juve pareggia lo Sassuolo, siamo fuori, non c'è niente da fare, siamo fuori. Quelli più tranquilli, ma sono pochi, sono i tifosi del Como, che adesso avranno purtroppo anche la spada di Damocle, nel senso la responsabilità di affrontare sia l'Inter che il Napoli con una tranquillità immagino diversa dagli altri, ma con anche la voglia di completare questa grande stagione con qualificazione Champions insperabile. Mentre da parte dei tifosi del Milan vedo qua, ho letto in giro, ma sono stupidaggini, forse ci dobbiamo scansare, perché noi non siamo in grado di fare questa cavalcata, il Napoli invece sì, e quindi scansiamoci, ma sono stupidaggini. Vorranno anzi metterci lo sgambetto e far sì che Allegri al primo anno guadagni sempre più credibilità, per poi mettere delle basi per il futuro. I tifosi dell'Inter si dividono tra quelli che sono positivi perché comunque sono in vantaggio e sanno che 6-7 punti sono difficili da recuperare in 8 partite, e altri che invece vogliono buttare giù tutto e ricominciare. C'è una terza via, c'è quella che insomma loro sono martoriati dalle decisioni arbitrali, altrimenti avrebbero vinto già in pompa magna da chissà quanto tempo. Eppure noi, eppure il Milan, eppure la Juve, mi dispiace, eppure la Roma un pochino, forse il Como.
è stato un po' aiutato. Da New York, Valerio Fluido è tutto, aspettatevi altri contenuti, magari sull'altro canale Calcio Fluido parleremo di nazionali e nazionale, nel senso che faccio un approfondimento su quelli che sono tutti i giocatori di Serie A che partono per le nazionali, perché non tutte le nazionali faranno partite di qualificazione, alcune sono amichevoli e anche questa è una differenza rispetto a chi parte, poi deve tornare e deve tornare con la testa giusta. Da New York, Valerio Fluido è tutto, un abbraccio e un bacio.